Consumi crollati, liquidità carente e nonostante questo tasse, fornitori e stipendi da pagare. Le piccole imprese, i commercianti e i negozianti padovani hanno lanciato l'SOS al sindaco Giordani perché lo giri al governo. Abbiamo bisogno di liquidità. Le nostre imprese non stanno pagando gli operai, non sanno come pagare gli affitti, non sanno come pagare la merce, okay? E quindi è un momento di riflessione seria da parte di tutti e facciamo capire che non c'è nessun tipo di pericolo, cioè o meglio, c'è un pericolo, però è molto ristretto perché i negozi sono aperti, i ristoranti sono aperti, gli alberghi sono aperti, però tenere aperto senza avere nessun tipo di frequentazione in questi locali mi sembra che sia spaventoso. Bisogna intervenire subito, è stato detto nel vertice di Palazzo Moroni, per salvare un patrimonio e i suoi posti di lavoro. L'appello è diretto a Venezia e a Roma. Io personalmente ho un'azienda che ci occupiamo di manutenzione di caldaie e di impianti elettrici idraulici e oggi io mi trovo che le persone a cui avevamo fissato gli appuntamenti ci disdicano gli appuntamenti. Allora per un giorno metto i miei dipendenti a fare il lavoro in capannone, a pulirlo, no? Ma il giorno dopo ancora. Non è che noi abbiamo una capacità economica così importante da far fronte a questa situazione. Ci vogliono degli ammortizzatori sociali. Fiera di Padova ha annullato cassa su misura, ha dovuto. Io personalmente che organizzo fiere, 3 fiere questo mese non è possibile farle, quindi c'è come dire, non è solo un problema di tempo. Qui ci vuole un intervento diverso dal solito, un intervento forte che ridà liquidità e capacità economica alle aziende. La sospensione del pagamento delle imposte, la seconda la sospensione delle rate dei mutui e la terza l'istituzione di un fondo consistente, assolutamente i 200 milioni di euro che erano stati preventivati per noi sono sufficienti, bisogna come dire, istituire un fondo di almeno 1 miliardo. Di fatto però il Comune non può aiutare in questo momento la piccola economia padovana. Ci potrà essere una sospensione dei tributi locali? La difficoltà che ha il Comune è la stessa che possono avere le imprese, quindi nel momento in cui non abbiamo manifestazioni nel suolo pubblico abbiamo meno COSAP, quindi canone per l'occupazione del suolo pubblico. Nel momento in cui ci sono meno turisti il Comune ha meno imposta di soggiorno, nel momento in cui dovessero calare i redditi avremo meno IRPEF comunale, quindi il Comune non è in grado di sostenere le imprese in termini di risorse da erogare, ma siamo anche noi colpiti da questa crisi. È per quello che chiediamo ai livelli superiori di aiutare in primis le imprese e poi se sarà necessario anche il Comune.